Giovani, il buon Niccolò Mileshiro lancia una bomba che è molto succosa, perché potrebbe essere anche reale questa bomba, ragazzi, anche se qualcuno ha detto io questo si sta fumando qualcosa di eclatante per dare una notizia del genere. Però attenzione, perché oggi è martedì 1° luglio. Oggi parte ufficialmente il calciomercato ed attenzione, perché a Firenze c'è un giocatore di nome Moise Kean. Fermi. Perché vi dico questo? Perché da oggi, che è il 1° fino al 15 luglio, il giocatore ha attivo sul suo contratto una clausola rescissoria che fa tremare la Fiorentina, perché ragazzi, perdere Moise Kean per la Fiorentina sarebbe una perdita enorme, questo lo possiamo dire tranquillamente, vista la stagione che ha fatto proprio Moise quest'anno, stagione mostruosa, ribadisco e tengo a precisare che è stata una stagione mostruosa quella di Moise Kean. E il valore del giocatore non è 60, 70, 80 milioni la clausola rescissoria, no, ma è di 52 milioni. E attenzione, perché il Napoli, come ci dice proprio Niccolò, il Napoli non è solo su Darwin Núñez e Lorenzo Lucca, nella lista del Napoli c'è anche Moise Kean. Manna lo conosce e lo apprezza fino a quando erano insieme alla Juventus, e questa è una notizia molto molto importante. E io aggiungerei la notizia anche del Corriere dello Sport, perché io nei giorni scorsi vi avevo parlato proprio del Siviglia, dicendovi guardate ragazzi, il Siviglia a forza di cose deve vendere Yanglu Sanchez. Perché vi dico questo? Perché hanno dei paletti finanziari che sono costretti a venderlo, perché sono tanti, 25 milioni, sono tanti, va bene, sono veramente tanti. E oggi il Corriere dello Sport in edicola ci dice accordo trovato tra Yanglu Sanchez e il Napoli. Attenzione però, vi parlo dell'accordo fra il Napoli e il giocatore. Questo non significa che il Napoli ha l'accordo con il Siviglia. Attenzione, perché molti sbagliano, abbia l'accordo con il giocatore, è fatta. No, non è fatta niente. C'hai l'accordo con il giocatore, come ce l'hai per Buchema, che il buon Fabrizio Romano oggi tramite YouTube ci dice che pochi minuti fa gli è arrivata una conferma che nella giornata di oggi ci sarà un contatto per l'operazione Buchema. Il Napoli sta cercando di trovare un prezzo ragionevole con il Bologna. Oggi pomeriggio i nuovi contatti fra i club. Va bene, quindi attenzione, perché il Napoli vuole fare sia Buchema e sia Yanglu Sanchez. Qualcuno ha detto uno non esclude quell'altro, sono totalmente due ruoli differenti. Yanglu Sanchez verrà per fare il sostituto di Lorenzo, l'alternativa, perché Pasquale Mazzocchi, ragazzi, c'è il Sassuolo, è forte sul giocatore, però il Napoli vuole venderlo, gli vuole dare un diritto, un obbligo di riscatto, il Sassuolo non vuole, e quindi staremo a vedere. Quindi attenzione, anche Kayus dovrebbe uscire, dovrebbe andare al Besiktas, quindi stiamo attenti perché ci sono tante novità. La trattativa per il difensore spagnolo sta per giungere al termine, si stringono i tempi con il Siviglia, che deve cedere e abbassare le proprie pretese. Le pretese iniziali, ribadisco, erano di 25 milioni, tanti per il Napoli, così ci facevano sapere nei giorni scorsi. Io penso che a 20 puoi chiudere 5 milioni in meno, quindi attenzione. Poi Matteo Moretto ci dice il Napoli continua a seguire Davide Frattesi, ma ad oggi non si sono registrate novità per quanto riguarda la pista Davide Frattesi. Vorrei riagganciarmi un attimo al fattore Moise Kean, perché vi dico Moise Kean? Perché se io devo spendere, e questa è una notizia che ci ha dato Gianluca Di Marzio, ragazzi, ieri sera, che dice oggi c'è stato il primo contatto, questo è di ieri sera, diretto tra il Napoli e l'Udinese, proprio per Lucca. C'è stata la chiamata di Aurelio De Laurentiis a Pozzo. Il Napoli ha offerto 30 milioni più 5 di bonus, un totale di 35 milioni. Io già qui sto parlando di cifre
abbiate pazienza, per i giocatori sono altissime, vabbè. Ma c'è stato il muro da parte dell'Udinese, come ci dice Gianluca Di Marzio, che ne chiede addirittura 40. Cioè, abbi pazienza, qua siamo passati da 30. Poi se ci può inserire Ngonge e Lindstrom nella trattativa, attenzione. Ora siamo passati a 30 più 5 di bonus, che bonus secondo me saranno legati alle presenze o ai gol, alle prestazioni individuali del giocatore. Ne chiedono ora 40. Abbiate un attimo di pazienza, ma se io devo spendere 40 milioni per Lucca, non me ne vado a spendere 52 per Moise Kean, che sarebbe quello tra virgolette più facile da prendere senza creare aste e altre cose. Ti metti d'accordo col giocatore, quanto vuoi? 5-6 milioni? A posto, vai. Secondo me sarebbe l'attaccante giusto, perché è molto simile a Lukaku, spalle alla porta, lo vediamo spesso, come si muove nella Fiorentina, come crea opportunità per la Fiorentina, e questo lo fa anche Lukaku, quindi attenzione, perché potrebbe essere veramente una valida alternativa a Romelu. Io non la escluderei del tutto, forse Niccolò si è fumato qualche cannone di troppo e ha detto una stronzata, però il calciomercato è strano, lo sappiamo, basta poco per far scattare una scintilla, perché qui si sono fatti tanti nomi, Darwin Nunez, Gyökeres, Lucca, e poi è uscito quell'altro e poi quell'altro ancora, ma il nome di Moise echeggia da tanto tempo nell'ambiente Napoli, è stato messo da parte, e ragazzi, la Fiorentina ora per 15 giorni ci avrà veramente da tremare, perché se qualcuno si presenta a Firenze con questi 30 milioni, questi 52 milioni, sei costretto a darlo, a meno che il giocatore dice non me ne voglio andare, voglio rimanere a Firenze, a me va benissimo. Chi che invece oggi ha ufficialmente preso contatto con la realtà Napoli, ragazzi, è Kevin De Bruyne. Perché vi dico questo? Perché il buon Kevin De Bruyne oggi ha ufficialmente cambiato la sua bio su Instagram, passando a giocatore del Napoli. Quindi anche Kevin ci fa godere, no, di questa cosa. E voglio chiudere un attimo con questa notizia, no? Che oggi è previsto un ulteriore contatto per Noah Lang. Il Napoli deve rilanciare perché gli olandesi chiedono 30 milioni, cifra superiore rispetto a quella che gli azzurri avevano offerto negli ultimi giorni. La trattativa però entra nella fase calda e siamo sicuri della chiusura dell'affare, visto che ci sono buoni rapporti fra le due società. Aggiungerei che oggi è uscito anche la Supercoppa italiana, sono uscite le date. La Supercoppa italiana si giocherà nuovamente in Arabia Saudita dal 17 al 22 dicembre, orari un po' a cazzo a dicembre, con il 17 e 18, ovvero mercoledì e giovedì, le due semifinali, e poi lunedì 22, sperando Cristo Dio che ci stiamo noi in finale, che l'Unori è fest, ma pozze pure vorrei, ci sarà la finale. La sede verrà scelta dall'Arabia, Riyadh o Jeddah. Quindi queste erano le notizie di giornata. Se poi ne volete un'altra, Matteo Moretto su Banchia Milinkovic-Savic, ho sbagliato la lettura della situazione, perché dalle info che avevo il Napoli era prossimo alla chiusura, stavano definendo i dettagli dell'operazione e alla fine non hanno chiuso. Sono stato precipitoso, vediamo se la trattativa riprende nei prossimi giorni. Attenzione, qui c'è qualcuno che dice io ho detto una stronzata, perdonatemi. Più Matteo Moretto, più giornalisti come Matteo Moretto. Detto questo, fatemi sapere la vostra e fatemi sapere se uno come Moise vi aggrada le papille gustative. A me piace molto Moise, sinceramente. 52 milioni potrebbe essere un ottimo affare. Non devi stare lì a contrattare 30-35, tu arrivi alla reference 52 milioni, contratti con il ragazzo e tu porta a casa. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao!